34 milioni di euro. A tanto ammonta la frode fiscale internazionale nel settore della compravendita di pellet, messa in atto da 5 persone. La Guardia di Finanza del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia, coordinata dalla Procura di Padova, ha ricostruito le operazioni illegali effettuate dal 2019 al 2022 tra Veneto ed Europa orientale. Si tratta della classica frode carosello attuata mediante un sistema di false fatturazioni. Le operazioni venivano svolte da società fasulle con sede a Venezia, Treviso, Vicenza e Padova, create appositamente per acquistare grossi quantitativi di pellet da fornitori polacchi, slovacchi ed estoni. Il materiale passava direttamente alle vere società acquirenti della provincia di Padova, permettendo così di evadere il debito IVA scaturito dalle cessioni intracomunitarie. In questo modo potevano rivendere il pellet a prezzi inferiori a quelli di mercato. Per ricostruire questo meccanismo, i finanzieri hanno analizzato la contabilità delle società coinvolte, i conti correnti e i tabulati telefonici, passando poi alle attività di perquisizione nelle sedi delle imprese e delle persone oggetto di indagine.